Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti al nostro quarto appuntamento con i seminari di Rive. Oggi accogliamo un ospite a cui tengo molto, che è Gianmario Guidarelli, di cui vi parlerò fra un momento, ma prima appunto di andare nel vivo delle questioni che affronteremo oggi, vorrei darvi alcune piccole notizie di aggiornamento sullo stato dei lavori che riguardano appunto il nostro centro studi. Ormai davvero a giorni, e mi auguro proprio già tra domani e dopodomani, verrà pubblicato il sito internet di Rive, che diventerà insomma uno dei nostri canali di informazione privilegiata, ma soprattutto è un sito che nasce un po' con lo stesso spirito con cui nasce Rive, cioè un sito anche di servizio, per cui all'interno del sito, questo lo dico soprattutto per gli studenti e gli studiosi più o meno giovani, troverete una sezione molto nutrita che si chiama strumenti di ricerca, in cui sarà possibile ritrovare tutti quegli strumenti online che ci aiutano nella ricerca di ambito storico-artistico sul Rinascimento veneziano. Ho detto forse una sciocchezza, tutti gli strumenti online, non è vero, perché infatti una delle caratteristiche essenziali di questa sezione del sito è proprio quella di lanciare anche una sfida un po' a tutti i nostri amici più o meno lontani, studiosi, giovani studiosi, studenti, cioè è una sezione che funziona con uno spirito collaborativo. Vorremmo che appunto tutti quanti collaborassimo ad alimentare questa sezione, che è già comunque, vi assicuro, molto molto nutrita. Un'altra informazione sempre di servizio riguarda invece l'istituzione di un canale YouTube del Centro Studi Rive, in cui potrete ritrovare i video dei seminari Rive, ma anche in generale tutto il materiale video che il Centro Studi produrrà. E abbiamo insomma in serbo tutta una serie di progetti da questo punto di vista. Non mi dilungherei oltre e passerei subito al seminario di oggi, che appunto verrà presentato da Gianmario Guidarelli, che è uno storico dell'architettura, lavora all'Università di Padova, ma è anche visiting professor alla Venice International University. Gianmario ha una lunga esperienza nell'ambito della storia dell'architettura veneziana, si è dedicato a moltissime ricerche, tra l'altro molto diverse, quindi insomma un panorama di ricerca veramente variegato. Ha lavorato ad esempio di recente una monografia su San Pietro di Castello. Ricordiamo anche questo, forse più per motivi che insomma ci legano poi nelle ricerche comuni, il bellissimo libro Tintoretto e l'architettura che è uscito poco tempo fa. E poi mi piace ricordare anche due progetti a cui Gianmario ha lavorato e continua a lavorare, uno che dirige, entrambi in realtà li dirige, il progetto appunto Le Chiese di Venezia, che esiste dal 2010, lo abbiamo anche pubblicizzato sulle pagine Facebook di Rive. C'è anche un sito internet su cui potete ritrovare tutte le informazioni, e poi il progetto più recente, Armonie Composte, che probabilmente appunto in qualche modo incrocia anche i temi del seminario di oggi. Infatti oggi Gianmario ci parlerà proprio del monastero di San Giorgio Maggiore, con l'obiettivo di occuparsi in particolare della quella fase, diciamo lunga fase di ricostruzione, anzi di smantellamento e ricostruzione potremmo dire, che appunto si snoda a cavallo tra XV e XVI secolo in una doppia prospettiva. Da una parte appunto la ricostruzione medievale e il suo progressivo smantellamento, e dall'altra l'idea che dietro questo nuovo monastero in qualche modo c'è un'istanza molto forte, che è quella della riforma voluta a Padova da Ludovico Barbo. Io non prendo assolutamente altro tempo e lascio la parola a Gianmario, che avrà cose ben più interessanti da dirvi. Vi ringrazio. Grazie Valentina, grazie ai tuoi colleghi del Centro Rive per avermi invitato.
Grazie per la presentazione. E sì, oggi vi parlerò di architettura, effettivamente. Provo a condividere lo schermo, vediamo se... Valentina, mi confermi che si vede? Tutto ok, Gianmario, vediamo Perfetto, bene. benissimo, Grazie. grazie, grazie. Allora, riguardo alla presentazione vorrei anche specificare che il progetto Armonia Composti lo dirigo insieme a Elena Svalduz, che fra l'altro ho visto che è qui presente. Allora, il seminario di oggi, appunto, come diceva giustamente Valentina Sapienza, si basa su un doppio registro. Il cantiere di ricostruzione rinascimentale del monastero di San Giorgio Maggiore come un luogo di incontro fra tradizioni costruttive veneziane e una istanza che proviene dall'esterno, cioè dai principi della congregazione De Unitate, fondata da Ludovico Barbo a Padova nel 1408, che ha subito un cambiamento di nome, Congregazione di Santa Giustina, e poi da inizio 500 Congregazione Cassinese, nel momento in cui entra nella congregazione il monastero di Monte Cassino. La congregazione De Unitate, che viene approvato ufficialmente nel 1419, è un vero e proprio protagonista del Rinascimento, non solo per quanto riguarda la storia della Chiesa, naturalmente, e in particolare un radicale rinnovamento e rinascita fondamentalmente dell'ordine benedettino, ma è anche, e questo mi interessa particolarmente, un protagonista del Rinascimento, soprattutto un protagonista della storia dell'arte e dell'architettura. La congregazione ha un poderoso successo. Dai dalle quattro prime abbazie del 1419 si uniscono nel giro di pochi decenni decine e decine di abbazie in tutta Italia, con un progressivo spostamento del baricentro decisionale, questo è stato molto studiato, uno spostamento del baricentro decisionale dal nord-est progressivamente verso Roma e Firenze. Ciò che caratterizza la novità della congregazione di Santa Giustina è il fatto di avere non una struttura verticistica, ma una vera e propria struttura federativa, con una progressiva dinamica di centralizzazione di alcune delle principali decisioni che devono essere adottate dalla famiglia e dalle singole abbazie, una centralizzazione che avviene in occasione dei capitoli generali che si svolgono periodicamente in diversi, diciamo, spostandosi di volta in volta da un'abbazia all'altra. Questa centralizzazione, questa struttura federativa sono diciamo, sottolineate, hanno come conseguenza, una delle più importanti conseguenze, una circolazione di abati che di volta in volta si spostano da un'abbazia all'altra. Questo in qualche modo riequilibra da una parte uno dei principi fondativi dell'ordine benedettino, che è quello della stabilitas loci, cioè il fatto che ogni monaco è legato all'abbazia in cui svolge il noviziato e diventa professo. E dall'altra ha come una delle più importanti conseguenze la progressiva scomparsa dell'istituzione della commenda, che tanto aveva contribuito alla degenerazione in qualche modo delle vicende dell'ordine benedettino nel corso del Trecento. In questa centralizzazione rientra anche una progressiva standardizzazione liturgica, e tutte cose che sono state studiate, e anche una progressiva standardizzazione architettonica, cioè nel corso di alcuni decenni, soprattutto fra la seconda metà del 400 e i primi decenni del 500, si vede la formazione di un nuovo modello di monastero. Un nuovo modello di monastero che in qualche modo
appare nello scenario della storia dell'architettura del Rinascimento sotto forma di numerosissimi cantieri che vengono avviati quasi contemporaneamente nella seconda metà del 400, che porta alla ricostruzione, e nella maggior parte dei casi, di monasteri preesistenti in nuovi, giganteschi, spesso complessi monumentali, che appaiono progressivamente un po' in tutta Italia. La necessità di ricostruire i monasteri una volta che entrano via via che entrano nella congregazione, nella famiglia della congregazione, è innescato soprattutto dal veloce aumento dei nuovi novizi, dovuto proprio questo aumento al successo dei principi della riforma di Ludovico Barbo, cosa di cui parleremo successivamente. La apertura contemporanea di più cantieri ispirati da una serie di principi che vengono progressivamente normalizzati, vengono standardizzati anche a livello normativo. Esisterà, e lo vedremo, una normativa condivisa, normativa edilizia condivisa da tutta la congregazione, porta, secondo me, alla formazione di una comune cultura architettonica. Una comune cultura architettonica che vede la circolazione di maestranze, architetti, materiali da costruzione anche, una circolazione di trattati, in definitiva una circolazione di idee architettoniche che vanno a fondare una vera e propria estetica spaziale propria della congregazione. È in questo contesto che secondo me bisogna rileggere la storia, la storia architettonica del complesso di San Giorgio Maggiore. Una storia che ha una poderosa tradizione storiografica, una serie di studiosi che hanno illuminato di volta in volta diverse fasi della costruzione e del monastero, e che si sono fondamentalmente e giustamente concentrati sulla fase palladiana, cioè quella della ricostruzione da parte di Andrea Palladio, a partire dalla costruzione del cenacolo, del refettorio, che vediamo qua con un'immagine all'esterno e una all'interno, e con e poi successivamente della chiesa. L'intervento palladiano, che poi si allargherà anche a uno dei due chiostri, al secondo chiostro, come è risaputo, sarà poi seguito dall'intervento di Baldassarre Longhena con la costruzione dello scalone e della nuova biblioteca, ma è a sua volta anticipato dall'intervento della bottega dei Buora, che hanno con Giovanni Andrea Buora, a cui spetta la costruzione del nuovo dormitorio, oggi destinato, rifunzionalizzato a biblioteca della Fondazione Cini, e il chiostro, il primo dei due chiostri che qui vediamo in queste immagini. Peraltro il portale della sala capitolare è stato oggetto di un recentissimo restauro, e proprio in questi giorni è in corso un restauro dello scalone di Longhena. L'intervento palladiano però, per quanto riguarda la giornata di oggi, rimane un po' sullo sfondo, perché quello che a me interessa in questa occasione argomentare è quanto l'intervento palladiano si innesti in una situazione in cui già molte decisioni erano state prese, e decisioni di tipo architettonico, e quindi l'operazione palladiana sia nel refettorio sia nella chiesa in qualche modo si
si configurano come nel contesto di un processo progettuale e costruttivo che durava da più di un secolo e mezzo, come vedremo. La mia ricerca su San Giorgio Maggiore ha due punti di nascita. Ricerche precedenti che sono state fatte, che avevo fatto sia sull'abbazia di Praglia che sulla abbazia di Santa Giustina a Padova, che è stato pubblicato in un libro di recentissima pubblicazione, qualche giorno fa, è appena uscito, e dall'altra parte sulla scoperta di una mappa conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia, una mappa che era stata catalogata come convento sconosciuto e che ho potuto diciamo, riconoscere come una planimetria dell'attacco a terra del monastero di San Giorgio Maggiore in uno stato, diciamo, risalente all'ultimo decennio del 400. Questo documento grafico è veramente eccezionale. È eccezionale nel quadro veneziano di fine 400, dove troviamo dove sono stati conservati pochi diciamo, piante, planimetrie così accurate di un monastero o di un convento, ma è eccezionale anche perché è di una qualità grafica eccezionale. Si tratta di una pianta in cui sono raffigurati tutti gli ambienti nell'attacco a terra del monastero, distinguendo le parti allo scoperto e le parti al coperto. Qui vedete un dettaglio con una qualità grafica che sicuramente ci fa ricondurre la sua redazione a un proto, probabilmente faceva parte di oggi è in miscellanea mappe, ma probabilmente faceva parte del dossier dei savi esecutori alle acque, se andiamo poi a vedere in dettaglio la qualità grafica, vediamo anche come l'ignoto redattore ha usato diversi tipi di inchiostro per raffigurare diverse qualità dei muri oppure delle murature, oppure il disegno dei giardini, o anche nella parte alta, nella parte centrale del disegno, il tracciato delle fondazioni del dormitorio che effettivamente era in fase di impostazione. Notiamo poi però anche una serie di dettagli come queste forature che rimandano a un'operazione di spolvero, cioè a una tipica operazione che veniva realizzata negli uffici dei proti veneziani. Quindi un disegno che appartiene a questo tipo, un disegno che appartiene a questo tipo di contesto professionale, e che è stato l'inizio di un lavoro di studio che ho compiuto insieme in un piccolo gruppo di ricerca attivato presso l'Università degli Studi di Verona un paio di anni fa, di cui facevano parte Tiziana Franco, Silvia Musetti e Gabriella Liva. Gabriella Liva, che è l'autrice di molte delle elaborazioni digitali che vedrete in questa presentazione, in questo seminario. È proprio grazie alle elaborazioni digitali di Gabriella, insieme al mio studio sull'architettura e a quello di Silvia sulla scultura, che in qualche modo abbiamo cercato di riprendere in mano lo studio sull'architettura del monastero, della fase medievale del monastero, cioè quella immediatamente precedente la ricostruzione di Buora e poi di Palladio. Vedete le varie fasi di rielaborazione. Gabriella ha ridisegnato le piante, la pianta mettendo in evidenza i diversi tipi di tratti,
a partire da un confronto con le altre fonti grafiche che abbiamo a disposizione, vi mostro qui la pianta di Jacopo de Barbari, la veduta prospettica di Jacopo de Barbari, 1500, questa mappa che rivedrete spesso durante questa presentazione, una mappa che risale agli inizi del Cinquecento, quindi sono più o meno contemporanei alla mappa di cui vi ho parlato precedentemente. Vediamo però, sono più o meno contemporanei perché nel frattempo si è avviato il cantiere del dormitorio di Buora, che vedete qua appunto in cantiere, e è stato poi realizzato. Quindi nella veduta dell'Archivio di Stato. Grazie a una serie di confronti con una serie di altre fonti grafiche, anche per esempio quadri, l'incrocio con una raccolta di dati archivistici che ho compiuto negli ultimi 2 anni, è stato possibile ricostruire lo stato ricostruire un modello digitale la traduzione tridimensionale di questa mappa di fine 400 grazie alla quale è possibile mappare tutte le trasformazioni che sono state fatte prima e dopo questa fotografia che ci dà la mappa di fine 400. Si trattava il monastero, lo stato del monastero nell'ultimo decennio del 400 consisteva in una struttura molto complessa formata dalla chiesa, lo vedremo successivamente a 4 navate, con 2 chiostri su cui si appoggia un corpo di fabbrica sporgente verso sud, uno dei 2 dormitori, un corpo di fabbrica a nord, l'altro dormitorio, un terzo chiostro destinato a foresteria e infermeria, sul quale si appoggia la cavana, cioè l'accesso acqueo al monastero, un campo di accesso che era quello dove sbarcava il doge durante le andate dogali del 25 e 26 dicembre, e su questo spigolo affacciato sul bacino di San Marco la casa del Canton, cioè come vedremo la casa che da un certo momento in poi diventa di proprietà dello Stato veneziano. Dunque un complesso che evidentemente è lo stato del complesso, l'esito di numerose trasformazioni. Qui lo vediamo in 2 vedute, una da nord e una da sud. Un esito di trasformazioni che partono da un nucleo originario che ha un'antichissima origine. Sappiamo che il primissimo insediamento è del X secolo, quando il monastero di San Giorgio, la chiesa di San Giorgio viene donata ai benedettini. La prima fonte, secondo me, importante che fotografa lo stato del monastero in una fase trecentesca è l'inventario di Angelo De Luca del 1361, che ci descrive un complesso formato da una chiesa, dai 2 chiostri e dalla casa destinata ad abitazione dell'abate, con una appendice molto probabilmente destinata a libreria. Qui, in questo spigolo, si trovava l'accesso al monastero dal campo antistante. Di questo stato rimangono pochissime tracce, molto probabilmente fanno parte delle colonne, dei colonnati, dei peristili di questi 2 chiostri, molto probabilmente le colonne che oggi si trovano all'ingresso dell'attuale monastero, cioè del luogo dove abita la piccola comunità benedettina di San Giorgio Maggiore, e sono i 2 chiostri che qui vediamo nella veduta di Jacopo de Barbari. Ora, è questo lo stato, è questo l'edificio che trovano
i visitatores della congregazione nel 1411, quando arrivano da Santa Giustina a San Giorgio Maggiore per verificare la possibilità di una adesione di San Giorgio Maggiore alla congregazione de Unitate. Una adesione che viene formalizzata nella bolla del 1419 e che è soprattutto opera dell'accordo fra Ludovico Barbo e Giovanni Domenico Michiel, l'abate appunto di San Giorgio. A Giovanni Domenico Michiel si deve non solo l'ingresso della comunità nella famiglia di De Unitate, ma anche la redazione di un vero e proprio progetto di ricostruzione dell'intero monastero che viene descritto nei pacta realizzati e redatti nel 1429 e approvati 2 anni dopo, nel 1431, i pacta fra l'abbazia di San Giorgio Maggiore e Santa Giustina, che peraltro, oltre a una serie di norme appunto che regolano che regoleranno da questo momento in poi i rapporti fra le due abbazie e fra San Giorgio Maggiore e la congregazione, includono una serie di informazioni sullo stato attuale del monastero e soprattutto su un grandioso progetto di ricostruzione che prevede il mantenimento di un dormitorio che in questo momento è in fase di costruzione e che molto probabilmente è il dormitorio che si trova, che era in fase di costruzione a nord della chiesa, un nuovo dormitorio cum claustro, quindi un nuovo dormitorio con un chiostro che doveva essere costruito nella zona libera, cioè nella zona dove si trovava il grande famoso giardino di San Giorgio Maggiore, che doveva essere costruito, eccolo qua, in questa zona che io qui ho indicato in giallo. Inoltre, Michiel indica la necessità di costruire una nuova foresteria e un'infermeria nella parte antistante l'isola della Giudecca, quindi nella parte occidentale dell'isola, che in qualche modo connettesse la casa del canton, la casa quindi fino ad allora destinata agli abati, con il complesso preesistente. Dunque un'opera, dunque un progetto, un programma che in qualche modo prefigura gran parte delle successive trasformazioni del complesso di San Giorgio Maggiore. Effettivamente il dormitorio viene costruito, il primo dormitorio viene costruito entro il 1432, lo vediamo qua nella mappa di cui vi parlavo precedentemente, un dormitorio in cui sappiamo dai documenti si trovavano 30 celle, ovvero sia molto probabilmente qui 2 file di 15 celle, una a sud e una a nord, disimpegnate da un lungo corridoio. Questo è un dormitorio che viene demolito nel 1607, nel momento in cui si termina la costruzione della chiesa palladiana. Il secondo dormitorio, probabilmente destinato ai novizi, viene costruito fra il 1440 e il 1449 e viene demolito nel 1531 perché nel frattempo era in stato di avanzamento la costruzione del primo chiostro, cioè quello dei Buora. Lo vedete qua in questa elaborazione della pianta, in cui in nero viene raffigurato lo stato del monastero nel 1490 e in rosso, con campitura in rosso, l'attuale stato del monastero. Questa lungo corpo di fabbrica che vediamo qui raffigurato da Jacopo de Barbari viene demolito proprio per poter realizzare, per poter chiudere con il quarto lato il chiostro dei Buora. La costruzione di questo dormitorio è oggetto di una delibera del capitolo generale della congregazione
nel 1440, in cui si ordina all'abate di San Giorgio Maggiore che non si proceda con la realizzazione della foresteria se non prima di aver concluso il refettorio e il dormitorio. Evidentemente, nel frattempo si era iniziato anche a costruire la foresteria, cioè a realizzare l'ultima parte del progetto di Michiel. Il refettorio, demolito nel 1610, era sicuramente sistemato nella parte settentrionale di uno dei due chiostri. È stato oggetto di una interessante discussione da parte di Luciano Claut in una conferenza che abbiamo tenuto insieme un paio di anni fa, in cui ha illustrato un disegno conservato nell'Archivio di Stato di Venezia di un disegno che raffigura un probabile progetto di ricostruzione del refettorio. Non sappiamo se è stato ricostruito. Non ho trovato dati che mi possano assicurare che è stato ricostruito. Certo è che invece è stata costruita tutta la parte occidentale del monastero, ovvero sia quel chiostro destinato a infermeria e foresteria, che era oggetto della delibera del 1440, che evidentemente, secondo il capitolo generale, era di secondaria importanza rispetto alla costruzione di due ambienti fondamentali per la vita di un monastero, cioè il refettorio e il dormitorio, proprio perché nel frattempo erano aumentate moltissimo le nuove adesioni all'abbazia, e quindi dal punto di vista demografico la famiglia di San Giorgio Maggiore era cresciuta molto e c'era bisogno di un posto dove svolgere le più importanti funzioni di un monastero. Rimane la cosiddetta Casa del Canton, ovvero sia quel manufatto che occupava l'angolo nord-occidentale dell'isola, che viene demolita nel 1610, nel momento in cui si decide di costruire finalmente la facciata della chiesa palladiana, e quindi di aprire il grande campo che ancora oggi rende ancora più monumentale la facciata costruita agli inizi nei primi decenni del Seicento. La Casa del Canton diventa statale solo nel 1509, viene ricostruita nel 1521, fra 1521 e 23, ma fino ad allora era stata usata come residenza dell'abate, tanto che i visitadores che arrivano nel 1411 la descrivono come domum cum hospicium, quindi molto probabilmente era destinata non solo a casa dell'abate ma anche a ospizio per i forestieri. Un destino di questo manufatto che è particolarmente importante nella vita del monastero, perché molto probabilmente è qui che ha abitato Cosimo I de' Medici nel 1433-34 con la sua corte, nel momento in cui in esilio risiede a Venezia. Ora, la vicenda di San Giorgio Maggiore, questa prima fase quattrocentesca di ricostruzione, che come abbiamo visto nasce da un programma di Michiel, dell'abate Michiel, per essere compresa deve essere messa in parallelo con tutta una serie di altri cantieri che contemporaneamente si aprono nella congregazione, e in particolar modo con quello di Santa Giustina a Padova. Se noi infatti proviamo a mettere in parallelo le principali
fasi ricostruttive di San Giorgio Maggiore e di Santa Giustina, vediamo che in qualche modo i due cantieri si rincorrono fra di loro, perché fra gli anni 30 e 40, come abbiamo visto, a San Giorgio Maggiore vengono ricostruite la foresteria, i due dormitori, mentre a Santa Giustina a Padova, su impulso di Ludovico Barbo, inizia una progressiva opera di ricostruzione che porterà al grandioso complesso monumentale, concluso soltanto a fine 600. In particolar modo, fra gli anni 40 e 70 del 400 viene costruito il chiostro dipinto, il cosiddetto chiostro dipinto, con la realizzazione del refettorio, dell'antirefettorio e del dormitorio, che in qualche modo fissano dei parametri, dei modelli spaziali che poi saranno adottati in tutto il resto della congregazione. C'è una circolazione di modelli spaziali che coincide, lo vedremo, con una centralizzazione delle decisioni, dell'apparato decisionale e la formalizzazione di una normativa edilizia, ma anche una circolazione di fondi, di denaro, un sostegno mutuo fra una abbazia e l'altra, che si concretizza nel 1453, quando Guido da Gonzaga, priore di San Benedetto in Polirone, fa una straordinaria donazione. Dona 2000 ducati, fa una serie di donazioni a cantieri di monasteri allora in costruzione. 2000 ducati a San Giorgio Maggiore, 2000 ducati a Santa Giustina a Padova, 4000 a San Benedetto in Polirone, 1100 ducati all'Abbadia fiorentina. E questi soldi devono essere destinati, questi fondi devono essere destinati al compimento di opere edilizie allora in corso e a tutto ciò che sarà costruito da quel momento in poi. Dunque una congregazione che lavora proprio come una famiglia, non solo a livello spaziale, non solo a livello di elaborazione formale, elaborazione di modelli spaziali, ma anche con una circolazione di fondi. È grazie a questa donazione che poi vengono ampliati i due rispettivi monasteri, San Giorgio e Santa Giustina. A San Giorgio con il rifacimento della fondamenta dell'infermeria, la costruzione del campanile e la libreria. A Santa Giustina a Padova con la costruzione del braccio meridionale del chiostro dipinto e poi con la costruzione di un secondo dormitorio, il dormitorio dell'osservanza, che a sua volta sarà oggetto di un'altra donazione da parte di Antonio Solimani. In realtà la costruzione della libreria, la cosiddetta libreria nova, che qui vediamo nella raffigurazione di Jacopo de Barbari, che abbiamo potuto situare in questa posizione nel fronte orientale nel fronte meridionale del complesso di San Giorgio Maggiore. In realtà la costruzione della libreria nova, come risaputo, è esito di una donazione da parte di Cosimo de' Medici, che viene però attuata soltanto più di 30 anni dopo, fra il 1467 e il 1478, grazie all'opera di Giovanni Lanfredini. È una importante libreria in cui molto probabilmente l'apporto progettuale di Michelozzo è sicuramente concentrato sulla realizzazione degli scaffali e probabilmente anche sul manufatto architettonico, ma su questo purtroppo abbiamo pochi dati. La libreria verrà demolita nel 1614 nel momento in cui, eccolo qua, nel momento in cui sarà necessario costruire il braccio
il braccio settentrionale del secondo chiostro, il chiostro palladiano. Ecco, qui lo vediamo in questa veduta dall'alto. Centralizzazione normativa. Tutta questa operazione, questa costruzione contemporanea di monasteri, viene, a partire dagli anni 40, si inizia a regolamentare attraverso degli interventi a livello centralizzato. Ovvero sia decisioni che vengono prese nei capitoli generali e che poi vengono, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di spesa, e che poi devono essere controllate, la precisa attuazione di queste norme attraverso delle commissioni mobili di visitatores che devono andare da un monastero all'altro, da un cantiere all'altro, per verificare che siano attuate le norme decise in sede di capitolo generale. A partire da una serie di queste norme, su cui non entro nel dettaglio, si forma anche una cultura architettonica comune, perché dal 1490 in poi si rende necessario presentare ogni volta che un'abbazia vuole impostare delle trasformazioni edilizie, deve portare il progetto in capitolo generale. Questo progetto, sotto forma di disegni e di modelli lignei, dovrà essere analizzato dall'intero capitolo generale formato dagli abati, e quindi dobbiamo immaginare che attraverso questo continuo confronto si forma una vera e propria cultura progettuale. Una cultura progettuale che porta all'elaborazione di un nuovo modello di monastero che, secondo me, ha uno dei suoi principali aspetti nella introduzione della cella al posto del dormitorio comune. La cella deve, come dichiarano una serie di normative che qui vedete, la cella deve essere, ogni monaco deve avere una sua cella, perché uno dei principi della riforma di Ludovico Barbo era il fatto che un monaco doveva dedicarsi, oltre che alla preghiera in comune, anche alla preghiera individuale, alla meditazione e allo studio. Un principio di vita, quindi una riforma veramente importante dello stile di vita monastica, che secondo gli studiosi di storia della Chiesa e della devozione si innesta sul tema della devozio moderna, sviluppata dalla fine del 300 in poi, e che si basa su una modalità di meditazione, su una vera e propria tecnica di meditazione, che viene formalizzata da Ludovico Barbo in un testo veramente affascinante, Modus Orandi et Meditandi, che prefigura una meditazione che si svolge su 3 gradi successivi, ovvero sia una meditazione che porta progressivamente una preghiera che, partendo dalla Lexio Divina, porta attraverso gradi successivi alla meditazione e alla progressiva, diciamo, assimilazione dell'anima dell'orante con Gesù. Quindi, come vedete, una vera e propria riproposizione in questa arte di preghiera e di meditazione della devozio moderna. Questa attività di preghiera, meditazione e di studio si basa sulla cella. C'è bisogno di fornire per la prima volta praticamente in ambito monastico ad ogni monaco una cella. È chiaro che qui il modello certosino è molto importante, un modello certosino che già da diversi secoli metteva a disposizione, certosino e camaldolese, che metteva a disposizione di ogni monaco uno spazio individuale, ma che si basava anche sull'esperienza
dell'architettura degli ordini mendicanti. È proprio nell'ambito dei conventi degli ordini mendicanti che nel corso del 2 e del 300 viene introdotto l'idea spaziale di un dormitorio formato da una sequenza di celle separate dove il frate si ritira la sera a dormire, pregare e studiare. Vedete qua uno dei primissimi, se non probabilmente il primo dormitorio organizzato come una stecca, cioè come un corpo di fabbrica sviluppato in lunghezza con due file di celle che si affacciano sul corridoio comune. Qui vedete una ricostruzione del dormitorio del convento di San Domenico a Bologna. Dunque, la moltiplicazione delle celle può essere risolta fondamentalmente con due diverse modalità spaziali. La prima è quella della stecca. La stecca il modello della stecca che viene adottato nel primo dei dormitori di Santa Giustina, quello che viene costruito entro il 1453, che viene impostato da Ludovico Barbo sopra il nuovo refettorio e di cui vediamo delle tracce ancora nelle murature esterne. Questo è il dormitorio e questo è il refettorio e questo è il dormitorio come risultato delle successive trasformazioni. Ma si può vedere nella muratura ancora le tracce delle piccole finestrelle originarie delle celle del tempo di Ludovico Barbo. Lo stesso modello poi verrà ripreso nel dormitorio dell'Osservanza in dimensioni ancora maggiori. È una stecca lunga quasi 100 metri, dove vedete ancora una volta il modello del corridoio su cui si affacciano due file di celle, una cella per ogni monaco, ed è esattamente quel modello che secondo me viene ripreso nel primo dormitorio realizzato da Michiel, quello sul fronte nord di San Giorgio Maggiore. C'è però una seconda modalità, c'è un secondo modo per organizzare la moltiplicazione delle celle nella ricostruzione di un monastero. Ed è quello che avviene per esempio nella ricostruzione dell'abbazia di Praglia, una ricostruzione che avviene a partire dal 1460, a partire da un nucleo medievale che qui vedete in una ricostruzione elaborata da una mia laureanda, Silvia Venturini. L'abbazia di Praglia subisce un processo molto simile a quello di Santa Giustina e di San Giorgio Maggiore, un monastero medievale che sulla spinta dell'ingresso nella congregazione di Santa Giustina, l'aumento delle nuove professioni, ha bisogno di una progressiva ricostruzione e quindi il nucleo originario di un unico chiostro con una chiesa, lo vedete, orientata su uno dei lati del chiostro, subisce una progressiva ricostruzione di cui la prima fase costruttiva è proprio il nuovo chiostro. Il chiostro doppio, ecco qua, è realizzato fra il 1460 e il 1484, in cui piano terreno e piano superiore, le celle vengono organizzate non in una stecca lineare, diciamo così, ma in un complesso claustrale e quindi tutto intorno ai quattro lati del chiostro. Questo genera la formazione in realtà di un sistema concentrico di spazi, un sistema concentrico formato da un portico che si affaccia sulla parte scoperta del chiostro, un corridoio che permette di accedere alle celle senza dover patire il freddo, insomma le intemperie, e un modello che poi prevede la costruzione di celle come veri e propri piccoli appartamenti. Piccoli appartamenti, lo vedete qua in sezione, in realtà ogni cella è formata dalla cella vera e propria e da un sottocella
accessibile attraverso una piccola scaletta, la cui esistenza è visibile anche dall'esterno con le 2 finestre del piano superiore e una finestrella del piano inferiore. In qualche modo è come se il modello certosino venisse inglobato, il modello certosino del piccolo appartamento monastico, venisse inglobato all'interno della struttura claustrale. Con la moltiplicazione delle celle rende necessaria una moltiplicazione dei chiostri. Ecco che, come per esempio vediamo a Praglia, si forma questo nuovo modello di monastero. Un monastero che ha al proprio centro, nel proprio cuore, la chiesa e tutto intorno un sistema molto complesso di chiostri, la cui moltiplicazione è resa necessaria dalla moltiplicazione degli ambienti individuali, le celle destinati ai singoli monaci. Questi 2 modelli, quello della stecca e quello del monastero, hanno poi una terza soluzione, quella che vediamo nel monastero di San Benedetto a Ferrara, che viene costruito ex novo, dove il modello della stecca e quello del chiostro a celle in qualche modo si uniscono. Lo vediamo, il monastero di San Benedetto iniziato a costruire a partire dal 1496, vedete, la moltiplicazione di questi chiostri vede l'esistenza di una stecca che serve anche a unificare 2 dei monasteri, 2 dei chiostri, cioè una stecca che funziona in qualche modo da colonna vertebrale del complesso monastico. Un sistema che viene poi adottato a livello veramente gigantesco nel chiostro di San Giovanni Evangelista a Parma, dove la stecca destinata a dormitorio unisce ben 7 chiostri attorno alla chiesa principale. Ed è esattamente il modello che viene adottato a San Giorgio Maggiore. Un modello che, riprendendo il progetto iniziale di Michele, viene formalizzato da questo disegno probabilmente datato ai primi decenni del Cinquecento, in cui vediamo il vero e proprio progetto di ricostruzione del monastero di San Giorgio Maggiore. Quindi, una volta esaurita la prima fase costruttiva, quella quattrocentesca, si imposta subito dopo una costruzione di un nuovo complesso monastico, che prevedeva la totale demolizione del monastero precedente. Una demolizione che però, come diceva Valentina in apertura di questa giornata, doveva essere controllata, doveva essere realizzata progressivamente. La ricostruzione di un monastero non può essere realizzata ex abrupto, perché un monastero deve funzionare nel momento in cui deve continuare a funzionare nel momento in cui durante il lungo processo di ricostruzione. Quindi c'è bisogno che progressivamente ambienti del vecchio monastero siano sostituiti da ambienti del nuovo monastero, con un processo controllato di demolizione e ricostruzione. Il nuovo progetto di ricostruzione del monastero prevedeva la realizzazione di una lunga stecca destinata a dormitorio, con 2 nuovi chiostri realizzati nella parte sud dell'isola e una completa ricostruzione della chiesa. La prima fase di costruzione, come si sa, di questo grandioso progetto di ricostruzione è il dormitorio progettato e realizzato da Giovanni Buora. Ancora una volta il modello della stecca in dimensioni gigantesche, con 2 file di celle, con una realizzazione, con una soluzione spaziale che veramente parla un'area di famiglia. Basta metterlo a confronto con il dormitorio dell'Osservanza di Santa Giustina e quello molto successivo di San Giovanni Evangelista, vedete che parlano un unico linguaggio spaziale, ma anche non solo un linguaggio spaziale coerente con il resto della congregazione, ma anche dettagli architettonici che
evidentemente circolano nei vari cantieri contemporaneamente aperti nella congregazione. Basta mettere a confronto i peducci del dormitorio di San Giorgio Maggiore a Venezia con quelli realizzati praticamente in contemporanea nel chiostro botanico di Praglia. Ci sono disegni che evidentemente circolano, modelli, eccetera. Da questo dormitorio poi parte la costruzione del primo chiostro, quello che originariamente era chiamato il chiostro dei Cipressi, realizzato da Andrea Boera nel 1517-26, e poi successivamente il chiostro di Palladio. Un aspetto che secondo me è fondamentale nell'approccio costruttivo di San Giorgio Maggiore è il fatto che tutta questa nuova parte di monastero viene costruita nella zona sud dell'isola. La zona sud dell'isola, come già indicato da Michiel, che era il luogo di uno dei più bei giardini di Venezia. La decisione di ampliare il monastero a sud era evidentemente dovuta al fatto che quello era l'unico luogo dell'isola che dava abbastanza spazio per la costruzione di un grandioso complesso come quello di nuova costruzione, ma secondo me ha in sé anche l'opportunità di sfruttare dal punto di vista paesaggistico, e qui mi riconnetto al progetto Armonie Composte, nell'ambito del quale stiamo cercando di riflettere se esiste un tipo di paesaggio monastico che si forma a partire dal 400. Effettivamente, se noi andiamo a vedere molti dei monasteri costruiti in questo periodo, cioè dalla seconda metà del 400 in poi, nella congregazione, esistono una serie di attrezzature spaziali che sono destinate evidentemente a belvedere, cioè a un contatto con il paesaggio, quindi con una nuova estetica del paesaggio monastico che supera il principio dell'hortus conclusus medievale e in qualche modo si riconnette al tema del paesaggio umanistico. È solo così che secondo me si può spiegare l'esistenza di una loggia che vedete qui in questa veduta di arzenti conservata al Museo Correr, di una loggia oggi distrutta sulla parte sud del dormitorio, siamo qua, e una simile realizzazione, la loggia realizzata nell'abbazia di Praglia. Mi avvio verso la conclusione. Un'altra novità che risulta da questo cantiere è il fatto che eccezionalmente del cantiere di San Giorgio Maggiore rimane un ricchissimo dossier di disegni. Dico eccezionalmente per quanto riguarda Venezia, perché sappiamo che proprio, come vi ho detto prima, in questo momento la storia dell'architettura di Venezia del 4 e 500 in qualche modo patisce di una relativa scarsità di fonti grafiche. È diverso invece per San Giorgio Maggiore, proprio perché San Giorgio Maggiore, aderendo, facendo parte della famiglia di della congregazione di Santa Giustina, in cui era obbligatorio produrre disegni da sottoporre al capitolo generale, ecco che produce una serie di fonti grafiche, di cui vi mostro alcuni esempi. Questa pianta, probabilmente realizzata dai Buora del progetto dei due chiostri, queste 3 versioni alternative della facciata del dormitorio che sono state pubblicate da Timofievic nel 1987 e purtroppo andate perse, non sono più rintracciabili in archivio di Stato. Quindi ecco che cos'è l'altro. Una modalità di gestione del cantiere centralizzato, un uso dei disegni e un approccio spaziale che introduce a Venezia una serie di modelli che poi saranno adottati anche successivamente anche in altri conventi e monasteri. Pensate, tanto per fare un primo esempio che mi viene in mente, al dormitorio realizzato da Longhena nel convento domenicano di Santi Giovanni e Paolo. Nel 1530 lo stato del cantiere era questo: una progressiva demolizione
del complesso medievale, una sostituzione con il dormitorio e il primo dei chiostri. È qui che interviene Palladio. È questo il momento in cui interviene Palladio. Inizialmente, come si sa, nel refettorio, su fondazioni e probabilmente già su murature in stato avanzato, quindi preesistenti, ed è seguendo questo progetto, delineato fin dalla fine del 400, che si innesta il progetto palladiano e poi la successiva costruzione del secondo chiostro e anche della chiesa. La chiesa di Palladio che va a sostituire la vecchia chiesa, una chiesa che ha subito una serie di ricostruzioni a partire dalla originaria chiesa alto medievale, ricostruita sicuramente dopo il terremoto del 1223, ristrutturata dallo stesso Michiel nel secondo decennio del 400, con un'importante opera di rifacimento degli stalli del coro fra gli anni 70 e 80 del 400 e con un riallestimento della cappella maggiore negli anni 50, all'inizio degli anni 50 del 400, così come studiato da Massimo Bisson. Quindi ancora negli anni 50 del 500 si interveniva sulla chiesa. Questo probabilmente era dovuto al fatto che non era ancora chiaro quando sarebbe stata ricostruita interamente la chiesa, o, come penso io, c'era l'ipotesi di mantenere in piedi almeno una parte della chiesa, e particolarmente il coro, in vista di una ricostruzione del resto. Della chiesa raffigurata da De Barbari, della pianta di fine 400, sappiamo che era un edificio a 3 navate principali e una piccola navata a nord, con 4 cappelle laterali estroflesse e un complesso sistema di cori nella parte orientale. Abbiamo questa meravigliosa veduta in una miniatura recentissimamente, proprio qualche giorno fa, pubblicata da Federica Toniolo e Chiara Ponchia, tratta da un chiriale conservato nell'abbazia di San Giorgio Maggiore, probabilmente, che raffigura molto probabilmente il coro della chiesa, appunto, della chiesa quattrocentesca, e in questo caso si poneva un problema. E qui mi avvio veramente alla conclusione. Come ricostruire la chiesa di un complesso abbaziale nella complessiva opera di ricostruzione di un manufatto preesistente con i nuovi principi della riforma di Santa Giustina? Anche in questo caso, per poter interpretare il progetto di ricostruzione della chiesa di San Giorgio Maggiore, dobbiamo vedere quello che accadeva fuori Venezia. E evidentemente la strategia di ricostruzione della chiesa di un complesso monastico della congregazione di Santa Giustina, pur essendo da un certo momento in poi legato, condizionato da una serie di normative elaborate a livello centralizzato, però si doveva adattare ai singoli contesti. A Praglia, per esempio, la piccola chiesa medievale che abbiamo visto nella ricostruzione di Silvia Venturini viene ruotata a partire dal 1494 con la costruzione, quindi viene ruotata e si cambia la direzione. Al contrario succede nel monastero di Santa Giustina, dove in un primo momento la chiesa medievale si era pensato di mantenerne in piedi il coro con la costruzione di una nuova chiesa nel luogo delle navate medievali. Poi in un secondo momento, a partire dal 1515, la liberazione di un'amplissima parte al lato del monastero in seguito alla ricostruzione delle mura di Padova rende possibile costruire un nuovo edificio completamente traslato rispetto alla vecchia chiesa, di cui
quindi si mantiene il coro. Questa è la situazione di Sant'Agostino, una nuova, grandiosa chiesa, una delle più grandi chiese, uno dei più grandi cantieri di architettura cultuale costruiti nel Rinascimento italiano, con il coro destinato appunto ai monaci, che viene mantenuto come punto di contatto fra il monastero, quindi la parte residenziale del monastero, e la parte cultuale, cioè la chiesa. Cosa succede a San Giorgio Maggiore? Se andiamo a vedere, se ritorniamo nella mappa che abbiamo visto all'inizio, questa mappa viene usata evidentemente come base, questo è lo stato di fatto, quindi un rilievo, come base per progettare le successive ricostruzioni. Tanto che vediamo che sulla base dello stato di fatto qualcuno ha tracciato a mano con l'inchiostro il profilo di una nuova chiesa da costruire. Un profilo che evidentemente coincide esattamente con il progetto che abbiamo visto precedentemente. Cioè una chiesa a 3 navate, con cappelle laterali estradossate a terminazione circolare, con tutto un sistema di cupole nel presbiterio. Questo era un modello che si rifaceva a una tradizione oramai consolidata nella congregazione di Santa Giustina, una forma di chiesa che è stata più volte studiata, una chiesa della congregazione, un modello spaziale di chiesa della congregazione che vediamo svilupparsi, un modello tipologico che vediamo svilupparsi fra Piacenza, Ferrara, fino ad arrivare al progetto definitivo per Santa Giustina, elaborato da Matteo da Valle e Alessandro Leopardi nel 1521, che diventerà poi l'archetipo, anzi il prototipo per tutte le chiese della congregazione che saranno costruite successivamente. E l'idea che esiste, il principio che esiste un modello di chiesa della congregazione, a cui tutti si devono rifare, è formalizzato da una delibera del 1520, da una delibera del capitolo generale, dove si parla di una consuetudine della nostra congregazione nel fatto di ricostruire le chiese. Bene, è questo il problema che si trova a dover risolvere Andrea Palladio nel momento in cui viene incaricato di ricostruire la chiesa a partire dal 1564. Quello che si trova a Palladio è un vuoto che deriva dalla demolizione dei 2 chiostri della parte anteriore della chiesa, ed è proprio in questo vuoto che Palladio deve progressivamente farsi spazio. Ma questa è un'altra storia. Qui comincia un'altra storia, e quindi io qui mi interrompo, lasciando spazio al dibattito e ringraziando tutti per l'attenzione. Gianmario, ti ringrazio infinitamente per questo ricchissimo intervento che penso non tarderà a sollevare moltissime curiosità. Mi pare che tu abbia toccato moltissimi punti interessanti e che poi insomma in qualche modo incrociano più di un po' il tema annuale del nostro seminario, che appunto Venezia è l'altro. Mi viene quasi da dire che l'altro da questo punto di vista non è soltanto un altro modello di monastero, ma c'è anche questo continuo oscillare da comunità singolo, da comunità individuo rispetto appunto alla riforma di Barbo e alla nuova dimensione meditativa che in qualche modo obbliga a riflettere anche su appunto queste trasformazioni architettoniche che poi hanno tanto influenzato questo e molti altri cantieri. Ti ringrazio davvero, lascio la parola a Nicolas Moucheron e a Lorenzo Gigante, che si occuperanno di appunto cercare di incoraggiare il dibattito. Grazie ancora davvero. Grazie a te. Buonasera a tutti, invito i partecipanti a segnalarci con la chat le domande. Penso, ho visto prima un segno da parte di Giulia Zanon, non so se lei ha una domanda.
Sì, non era un'alzata di mano, era solo un applauso prima, però sì, ho una domanda, quindi già che sono Prego, qui. prego. Grazie mille innanzitutto per questo paper, è veramente interessante. Quello che interessava a me però è più una curiosità personale, quindi insomma capisco. È molto affascinante questa questione del capitolo generale dove si discute tutto insieme un programma quasi organico appunto dell'ordine o appunto di questa congregazione di Santa Giustina nello specifico. Quanto effettivamente è circoscritto in questo periodo storico? È una cosa che avveniva prima, dopo? Avveniva solo a livello architettonico o anche a livello appunto proprio di decorazione pittorica o scultorea? O magari c'era anche un programma dietro per la costruzione delle biblioteche interne di ogni singolo monastero? Quindi queste sono le mie domande, penso sì. Posso rispondere subito, Nicolas? Sì, prego. Benissimo, grazie per questa domanda. Allora, innanzitutto non è la prima volta che in un ordine monastico si tenta di centralizzare le decisioni e questa centralizzazione porta all'elaborazione di un modello architettonico condiviso da una famiglia monastica, perché questo avviene per esempio nell'ordine dei Cistercensi con la realizzazione che ha come esito questa condivisione delle principali decisioni alla formazione del cosiddetto piano bernardino, cioè uno schema geometrico, funzionale, spaziale che informa gran parte dei monasteri, delle grange che vengono costruite poi in tutta Europa, no? In realtà, per rispondere alla sua domanda, io penso che dopo dopo un primo tentativo di centralizzazione delle decisioni che avviene fra la fine del 400 e l'inizio del 500, poi però questo intento progressivamente decada. Dico penso perché ancora non è stata fatta una raccolta sistematica delle delibere dei capitoli generali se non fino all'inizio del Cinquecento, cioè un'operazione di silloge delle delibere che è stata compiuta da Tommaso Leccisotti e che si è interrotta all'inizio del Cinquecento perché è morto l'autore e che andrebbe continuata. Di sicuro ciò che veniva deliberato in queste occasioni era l'impiego finanziario, cioè era questo il principale obiettivo del controllo centralizzato, cioè fondi che dovevano essere che erano virtualmente dell'intera congregazione, come abbiamo visto c'era anche una circolazione di denaro che per essere impiegate nelle singole abbazie doveva passare dall'approvazione del capitolo non solo diciamo a livello finanziario ma anche a livello gestionale, cioè bisogna impiegare questi soldi bene con progetti ben fatti, efficienti dal punto di vista della produzione edilizia e quindi diciamo controllati a livello centralizzato. Certo è che oltre a una cultura architettonica condivisa esiste anche una cultura artistica che è stata molto studiata, c'è un'ampia bibliografia, per esempio sulla pittura della congregazione di Santa Giustina, che non riguarda soltanto i dipinti, ma anche, cosa che mi interessa particolarmente, gli affreschi nei chiostri. C'è il tema interessantissimo degli affreschi nei chiostri, la possibilità di liberare le pareti esterne dei portici, dei loggiati superiori dei chiostri, rende disponibile centinaia di metri quadri per poter realizzare degli affreschi. Ecco. Grazie mille. Prego. Sì, do la parola a Stefano Croce per una domanda. Prego. Ciao Gianmario, Ciao, scusa, una precisazione che non ho colto. Dunque, tu dici che la demolizione dei 2 chiostri e della porzione anteriore della chiesa quattrocentesca avviene prima dell'incarico a Palladio, è corretto? Non è decisione palladiana. Allora, non è una decisione... Corretto? Io non so quando avviene, non ho documenti che mi dicono quando questo è avvenuto, non è una decisione palladiana,
è precedente evidentemente all'avvio del cantiere di Palladio. Mi immagino che nel momento in cui si è liberato quello spazio si apre il cantiere palladiano, anche perché sappiamo dai documenti del cantiere che viene impostato contemporaneamente l'intero perimetro della parte anteriore della chiesa, cioè tutta la chiesa senza il coro retrostante. Quindi non ho documenti per dirti quando sono stati demoliti, non è Palladio che decide di demolirli, okay. Palladio si trova sto buco, sto vuoto, okay. In cui progressivamente si allarga. Secondo me contemporaneo a Palladio, perché comunque la chiesa deve essere in funzione, certo. il più possibile, fino alla fine, diciamo così. Quindi tipicamente si demolisce in parte e si ricostruisce in parte. Sì, esatto. La cosa che stupisce, almeno che stupisce me, è il segno che tu hai trovato nella mappa ritrovata. Sì. Cioè è un segno della futura nuova chiesa che è ruotato rispetto a tutti gli elementi della chiesa precedente, elementi, chiostri, chiese, eccetera, andando un po' contro la consuetudine veneziana di cercare di sfruttare il più possibile delle fondazioni o delle murature precedenti. Sembra quasi di vedere l'intervento di Fra Giocondo a Rialto, che veramente si disinteressa di quello che c'è prima e fa la sua architettura. Ma se Fra Giocondo e un eventuale Palladio, che tu mi dici che non è stato, hanno un intervento di tipo rinascimentale, quindi poco interessati alle preesistenze veneziane. Invece è strano che questo avvenga diciamo in un ambito veneziano in cui l'economia delle ricostruzioni e delle fondazioni è un dato fondamentale di progetto. Secondo te perché questo avviene? Come mai è la regola che impone questo, o forse la preesistenza del chiostro del Buora che ha già dato un orientamento diverso? Allora, per rispondere alla tua domanda, questo è un segno di quell'alterità di cui ho parlato fin dall'inizio. C'è quel progetto di complessiva ricostruzione che prevede dormitorio, 2 chiostri e chiesa, mantiene del vecchio, del complesso preesistente soltanto il campanile, solo il campanile. Come dire, risponde a delle logiche completamente diverse rispetto a quelle veneziane. Non c'è, se tu guardi, vediamo se riesco a ricondividere lo schermo, lo vedete? Mi date una conferma che lo vedete? Sì, lo vediamo. Lo vediamo. Grazie. Sì, si vede. Allora, vi mostro una pianta che a me colpisce sempre molto. Se noi sovrapponiamo lo stato, vediamo se lo vedete. Ecco, a me questa pianta mi fa molta impressione, perché vedete, come vi dicevo, in nero il complesso preesistente e in rosso la nuova costruzione. Non c'è praticamente niente che viene mantenuto tranne il campanile. E quel segno sulla mappa di cui parlavi tu, Stefano, io non lo so quando è stato tracciato. Lo riconduco al disegno di progetto generale che vi ho mostrato prima, ma non so quando è stato tracciato. E il nuovo orientamento dipende dall'orientamento del dormitorio, cioè dormitorio e 2 chiostri sono riorientati rispetto al complesso preesistente, immagino per poter sfruttare nel miglior modo possibile lo spazio a disposizione. Ma tutto viene sicuramente sbancato, tutte le fondazioni vengono sicuramente sbancate. Si tratterà, se sarà possibile, di fare delle indagini georadar, per esempio, per vedere se è stato mantenuto qualcosa delle vecchie fondazioni, se rimane qualcosa delle vecchie fondazioni. Ma per esempio se tu vai nell'ambiente sottostante il coro, c'è un ambiente molto basso, coperto con una bellissima volta, non troverai praticamente nulla della vecchia chiesa, cioè sto parlando di questo ambiente qua. Grazie Gianmario. Grazie a te. Abbiamo una domanda di Laura Saladino, prego. Sì, buonasera.
Volevo chiedere se cioè, la transizione alla congregazione di Santa Giustina non fu facile, c'erano stati dei dissidenti che si erano ribellati a questo passaggio e a un certo punto ci sarà anche un intervento di Francesco Foscari che ribadirà il giuspatronato di San Marco sull'isola. A questo fatto ne conseguì una battuta un po' d'arresto sulla fase di ricostruzione, sulla fase del progetto di ricostruzione dell'isola, oppure come l'isola doveva essere ricostruita non interessava tanto al dogado. Allora, ecco, questo aspetto è importante anche perché una delle caratteristiche uniche del complesso dell'abbazia di San Giorgio Maggiore nel quadro della congregazione è che appunto è di giuspatronato dogale. Io, per rispondere alla domanda, dalle fonti che io ho potuto trovare, ricavo che dal 1449 al 1494 viene costruito pochissimo, nonostante la donazione di Gonzaga di cui vi parlavo prima. Allora, mi sono molto interrogato su questa battuta di arresto, non me la so spiegare allo stato attuale della mia ricerca. Può darsi che ci sia di mezzo un intervento dogale, vi ho già detto che la casa del Canton era diciamo contesa, no? È una storia molto complessa che ho cercato di riassumere ai fini del paper di oggi. Non si può interpretare nulla di San Giorgio Maggiore, non solo dal punto di vista costruttivo, ma da tutti gli altri punti di vista, culturale, devozionale, liturgico, se non appunto con questa intrusione del doge, della figura del doge, che per esempio sarà importantissima nella riorganizzazione, tema interessantissimo che varrebbe un intero paper, nella riorganizzazione delle sepolture fra vecchia e nuova chiesa. Sì. Sì, perché c'è tutta una diatriba, insomma, perché infatti sono le date, muore Barbo nel 1443 sì. e Papa Condulmer che aveva fatto da, diciamo, mediatore, quindi sì, sarebbe interessante anche vedere in che modo va a influenzare la scelta architettonica. Scelta architettonica direi no. No. Probabilmente conduzione del cantiere, ma il Doge non ha, che io sappia, le decisioni architettoniche sia di finanziamento sia di spazio, diciamo dal punto di vista spaziale, dipendono unicamente dalla congregazione. Grazie mille. E ovviamente dai proti e architetti che intervengono, però come vedete io ho cercato di parlare il meno possibile di proti e architetti, proprio perché vorrei in qualche modo dimostrare come in questo caso le principali decisioni architettoniche, perlomeno a livello di organizzazione funzionale, spaziale e planimetrico, sono sicuramente fortemente condizionati dal committente in questo caso. E in più aggiungo tutta la questione della libreria, perché c'è un altro fattore in più, non voglio dilungarmi perché ci sono tante altre domande, però c'è stata una prima ipotesi nelle vicende ricostruttive della libreria, interviene a un certo punto anche Bessarione, che aveva inizialmente destinato la sua donazione proprio a San Giorgio Maggiore. Poi questa donazione viene dirottata per diversi motivi invece sullo Stato e evidentemente questo ha condizionato anche le fasi costruttive della nuova libreria. Grazie. Abbiamo ora due domande da parte di Carmelo Majorana. Prego. Sì, ho scritto, Gian Mario, riguardava l'evento sismico che tu hai ricordato. Insomma, dopo in aggiunta ho scritto se hai trovato anche qualche cosa che riguardava il campanile, che ho capito che è rimasto sempre là. Quindi aspetto. Insomma. Grazie. Grazie Carmelo, mi fa piacere vederti. Allora, per quanto riguarda il terremoto, tu stai parlando di tracce fisiche sul
sulle murature, giusto? Non c'è più nulla, non c'è più nulla di quelle murature. Ma E quindi qualcosa di scritto? Nulla. Cioè... ci sono delle cronache su questo terremoto che non ha riguardato soltanto San Giorgio Maggiore, e quindi sappiamo che ha distrutto diverse chiese, che ha danneggiato diverse chiese a Venezia, e che è stato anche il volano per la ricostruzione di altre chiese. Ho capito, quindi di specifico nel caso che tu hai analizzato non hai... Su San Giorgio Maggiore, se non il fatto che c'è stato il terremoto che ha danneggiato la chiesa e che sicuramente ci sono stati degli interventi di ricostruzione. Ho capito. Sul campanile. Allora, il campanile, quello che io so, è stato ricostruito appunto negli anni 60 del 400 e poi è stato ricostruito successivamente, ma riutilizzando sempre le stesse fondazioni. E questo è ovvio, no? Perché a Venezia, una volta che si stabilizza il terreno su un manufatto che ha questa grande densità, appunto, non solo è pesante ma è denso, e quindi una volta che si è stabilizzato, lì sì che si cerca di utilizzare il più possibile le fondazioni. Sì. Quindi queste sono le cose che tu hai trovato. Sì. Ti ringrazio. Grazie. Alessandra Ferrighi aveva una domanda anche riguardo ai materiali. Prego. Ciao Gianmario, grazie per l'intervento molto interessante. Ciao. La curiosità è proprio questa. Metri cubi di demolizioni, mi domandavo quanto fosse stato reimpiegato, se non nel cantiere di Palladio, di spoglia, di elementi lapidei, decorati, lavorati, che ovviamente erano molto preziosi. Certo. Allora, dal punto di vista documentario, io finora non ho trovato nulla per quanto riguarda i laterizi, anzi ho trovato molto acquisto di grandi partite di laterizi. Per quanto riguarda le parti lapidee, ti rimando al saggio che ho pubblicato insieme a Gabriella Livi e Silvia Musetti, perché lì c'è tutta una parte che riguarda proprio una serie di frammenti lapidei, di frammenti scultorei medievali, che sono ancora conservati oggi in abbazia, e che appunto che probabilmente facevano parte dei plutei o della cappella maggiore o delle cappelle laterali. C'è poi un altro importantissimo reimpiego che insomma è quasi sfuggito agli storici dell'architettura, ovvero sia l'attuale, anche se è documentato, l'attuale portale di accesso alla Cappella dei Morti dell'Abbazia, il portale, che è evidentemente tardo quattrocentesco, direi di ambito lombardesco, in pietra d'Istria, era originariamente uno dei due portali di accesso alla chiesa, cioè sui chiostri. Quindi quello è stato smontato e rimontato a fine 500 nella Cappella dei Morti, e quindi riutilizzato, è ancora visibile. E mi riprometto di studiarlo, è uno dei filoni di ricerca che svilupperò su San Giorgio Maggiore. Grazie. Grazie. Ora, non vedo al momento altre domande. Avrei in realtà una curiosità anch'io, sì, che riguarda le conseguenze di questo nuovo modello di convento a Venezia, sì. Sia negli altri conventi della città, sia proprio nella modalità, nel modo di approvare i progetti con l'uso di modelli lignei, di disegni. Il convento di San Giorgio e la congregazione non avrebbe portato innovazioni nella Venezia del 400 anche a questo livello, nel modo di fare, di proporre, di discutere i progetti, che poi sarebbe stato anche utile per le magistrature pubbliche, per approvare i grandi progetti del Rinascimento. No, sappiamo che venivano utilizzati disegni a Venezia, modelli lignei, non è una novità. Ciò che in questo caso è innovativo
è in generale il fatto che su questi disegni e questi modelli io mi immagino decine e decine di abati che discutono insieme ai proti. Fuori Venezia, ovviamente, nel senso, mi immagino collezioni di modelli e di disegni che vorrei tanto ritrovare. Abbiamo tracce di modelli e di disegni, per esempio anche a Santa Giustina, un modello ligneo che è rimasto fino al 600, è stato visto da diversi cronachisti perché serviva per portare a termine il cantiere che era rimasto aperto. Ciò che è significativo per Venezia è che dei molti disegni, a Venezia si progettava con disegni e modelli, è rimasto pochissimo per vari motivi. Sono rimasti quelli delle magistrature, è rimasta moltissima cartografia, ma perlomeno per quanto riguarda questa fase, tardo 400, inizio 500, sono rimasti pochi disegni. Ma non è che questo apporta una novità a Venezia. Ciò che è innovativo è che sono stati conservati. D'accordo. Sì, non vedo altre domande al momento. Incoraggio le persone che avrebbero ulteriori curiosità a segnalarci nella chat. Sì, do la parola al mio vicino Lorenzo Gigante. Sì, io avevo una curiosità. Nicolas, togli ecco, grazie. Sì, abbiamo risolto. Grazie. La mappa che è servita per appunto fare queste ricerche, che sta in un fondo mappe miscellanee, si è riuscita a ricostruire da dove provenisse? Quindi è una cosa che viene internamente all'ordine, passa attraverso altre magistrature? O in questo caso ci sono confronti anche qui, nel senso la storia delle mappe degli altri conventi ci permette di capire la storia di questa? Allora, io ho ipotizzato, seguendo un suggerimento di Elena Svalduz, che fosse realizzata da un proto dei Savi Esecutori alle Acque o di una magistratura similare, perché sappiamo che nell'ufficio erano conservate delle mappe di San Giorgio Maggiore. La tecnica grafica è molto raffinata, come vi ho detto. Ci sono un indizio importante è il fatto dell'uso di diversi colori. Aspettate che ve lo mostro, se no si parla di qualcosa. Vedete lo schermo? Sì, lo vediamo. Benissimo, aspetta che ti rimetto la mappa un attimo. Torno indietro, di diversi disegni per segnare diverse informazioni. Un attimo. E però è peculiare dell'ambito monastico il fatto di segnare, ora ci arrivo, di segnare le murature a fil di ferro, cioè senza loro spessore, tranne che nel caso significativo, ora ci arrivo, nel caso significativo, cioè viene segnato lo spessore delle murature, nel caso del campanile, evidentemente erano fondazioni che andavano mantenute, e nel caso dei pilastri che suddividono le navate della chiesa e alcuni degli ambienti al piano terreno di questo dormitorio. Quindi una tecnica veramente raffinata. Abbiamo visto e ora stiamo mappando anche la modalità usata dai proti veneziani e dagli architetti del Rinascimento. Spero che si riesca a vedere di incidere con uno stilo di argento delle linee di costruzione, no? Che poi servano come guida per disegnare le principali linee di costruzione della pianta. Quindi non è di ambito monastico, ma è sicuramente un proto veneziano. Vedo una domanda da parte di Filippo Faccin. Sì. Attiviamo il microfono. Ecco, forse mi sentite ora? Sì, prego. Sì. Ciao Filippo, buongiorno. Salve professore, la ringrazio molto per questa bella conferenza, bellissimo intervento. Avevo
domanda anch'io appunto a riguardo, essendomi occupato spesso di Santa Giustina nei miei studi, ecco, su Santa Giustina in relazione a San Giorgio Maggiore, appunto. È accertato appunto questo unico modello a stecca nel dormitorio a Santa Giustina, oppure è possibile che anche lì ci sia stata una sorta di, come a San Giorgio, una sorta di fusione tra i due, quello a stecca e quello claustrale per le celle? Certo, certo. Allora grazie della domanda, perché a Santa Giustina si nota, da come la vedo io, da come l'ho studiata, da come l'ho interpretata, un'evoluzione dell'approccio planimetrico, della progettazione planimetrica. Si tratta di un complesso ancora più, difficile da gestire rispetto a quello di San Giorgio Maggiore. Secondo me, in un primo momento si adotta la modalità della stecca, soprattutto per quanto riguarda il dormitorio dell'osservanza, ma poi i chiostri che via via vengono costruiti vengono realizzati ovviamente come aggregati di celle, e quindi in effetti in un secondo momento, cioè io direi dal 500 in poi, anche a Santa Giustina si fondono i due modelli. Va bene, ringrazio molto professore. Grazie. In effetti si vede a Santa Giustina, si moltiplicarsi di spazi, di ambienti, di chiostri e poi vanno a confluire negli ambienti altri della Badia, del monastero. Esatto, il problema è che per molti dei monasteri di cui ho parlato ancora bisogna studiarli bene, quindi non sono ancora chiare le fasi costruttive, quindi è inutile dare date, chi viene prima, chi viene dopo. Certo. Per Santa Giustina invece abbiamo una buona conoscenza e possiamo, d'altronde Santa Giustina serve da prototipo per le altre, per l'intera famiglia monastica, ovviamente. Sì. Ecco. Va bene, grazie. Grazie a lei. Diversi messaggi, però al momento non ci sono domande. Sì. Possibile dire due parole? Prego. Allora, anzitutto appunto volevo ringraziare Gianmario per questa interessantissima presentazione. Dopodiché volevo approfittare dell'evento per dire che allora, io sono stato direttore del Dipartimento ICEA per un certo tempo, cioè da quando è stata varata la riforma della Gelmini, quindi il primo giro dei 4 anni del ICEA di Padova, quando il gruppo degli architetti, diciamo che era un gruppo molto sparuto, per non dire che non c'era, perché l'architettura è nato proprio in seguito a quell'esperienza, perché avemmo modo anche di chiamare dei docenti che erano già associati dall'esterno, perché faceva parte delle regole del gioco. Diciamo che ogni 10 docenti che dovevamo chiamare, 2 dovevano venire da fuori, e quindi fu fatta questa operazione. Altri erano dei ricercatori anziani, quindi c'era da mettere in piedi questo gruppo degli architetti del Dicea, e devo dire che Gianmario è stato un acquisto strepitoso, nel senso che io sono stato sempre un suo grande tifoso, non solo diciamo della sua, ma della specialità che lui coltiva, perché la interpreta veramente bene. Ed oggi tutto il gruppo degli architetti all'interno del nostro Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura è un gruppo non solo numeroso, ma uno dei più forti, e quindi si è realizzato quel connubio che mi diceva un mio vecchio docente strutturista, che era il professor Conte, diceva: ricordati che quando io ero giovane, naturalmente, mi diceva che gli ingegneri strutturisti devono lavorare sempre assieme con gli architetti, perché tra l'altro lui aveva il fratello che era architetto e quindi ce l'aveva in famiglia. E io devo dire che questa cosa l'ho sempre sentita come vera, cioè l'architetto ha un forte potere di trascinamento, quindi vedi le interpretazioni per esempio che lui ci ha portato stasera, se tu affronti
un restauro di una struttura così complessa e appunto, come si è detto più volte in dipartimento, ti serve una ricostruzione storica perché altrimenti non capisci e non sai niente, non hai conoscenza di quello che stai facendo, dei materiali con cui hai a che fare, degli eventi precedenti, quindi è sacrosanta questa cosa. E spesso noi abbiamo avuto all'interno del Dipartimento dei dissidi, per esempio col gruppo degli ingegneri idraulici, che sono molto potenti in quest'area perché logicamente tra la laguna, i fiumi e tutto quanto hanno avuto sempre un ruolo centrale, che io invece rivendicavo verso la parte strutturale, ma assieme agli architetti, perché se non c'è la parte architettonica, secondo me, è molto incompleta questa cosa e quindi non può esistere. Ecco, penso che Gianmario sia d'accordo su questo, ma è un'occasione bellissima. Tra l'altro vedo che poi ha avuto una platea nei momenti di picco di 180 persone e passa, quindi molto nutrita e chiaramente il mio è una sorta di esortazione a tutte queste giovani leve di darsi da fare perché degli spazi da noi esistono e ce n'è bisogno molto. Ecco. Grazie quindi Gianmario. Posso rispondere brevemente? Sì. Grazie a te Carmelo. Il professor Majorana è ingegnere strutturista come avete visto e è stato il mio primo direttore di dipartimento quando sono entrato al Licea e io vorrei rispondere innanzitutto ringraziando per l'attenzione alla disciplina e alle mie ricerche, ma vorrei rilanciare anche in un altro modo che stando all'interno di un dipartimento fondamentalmente di ingegneria civile, edile e ambientale, mi rendo conto che il contributo degli architetti può essere ancora più migliorato dall'ascolto delle domande che gli fanno gli ingegneri. Il nostro corso di laurea in ingegneria edile e architettura cerca in qualche modo di ricucire quella cesura che c'è stata tra il mestiere dell'ingegnere e il mestiere dell'architetto, proponendo il mestiere del costruttore intellettuale. Ecco, io penso che occasioni di questo tipo, che fra l'altro nel contesto di un centro di ricerca sulla cultura figurativa veneziana, che ci sia un dibattito fra un ingegnere e un architetto, secondo me è meraviglioso. Quindi grazie a voi, grazie a Valentina e grazie a Carmelo Majorana. Sì, darei la parola appunto adesso a Valentina per forse chiudere la discussione e il seminario di oggi. Ti ringrazio Nicolà e ringrazio anche Gianmario nuovamente per questo non soltanto intervento splendido, ma anche per questo dibattito, per questo scambio che si è creato a seguito del tuo intervento. E io avrei una curiosità molto puntuale che poi, perché incrocia un po' i miei studi, e cioè vorrei sapere a questa dimensione di centralizzazione appunto della gestione a seguito dei pacta e quindi dell'avvio della congregazione dell'unità e poi cassinese, che fine fa la gestione della finanza? Cioè la questione della centralizzazione è in qualche modo unicamente di indirizzo per dire ideale, quindi bisogna sottoporre al capitolo, avere l'approvazione del capitolo affinché si possa intervenire ad esempio per quanto riguarda ripensamenti o modifiche della struttura o decorazioni, oppure anche le finanze vengono in qualche modo accentrate. Se sì, quali sono i luoghi preposti a questo accentramento? Perché io ho a che fare con un caso difficile e appunto non so veramente come sia andata questa storia e credo che sia una storia che poi abbraccia tanto tempo, quindi nessuno meglio di te mi può rispondere. Grazie. Grazie Valentina. Allora, io penso che molte delle risposte alla tua domanda stanno in questo libro che mi è arrivato ieri, Les Masters Vénitiens et l'Argent di Jean-Claude Ocquet, che è uscito proprio recentissimamente.
che è edito dall'École Française de Rome e che... Ottimo. Ecco. Ho riconosciuto l'École Française de Rome, la copertina della collana. Sì, 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 sì. Ecco, io l'ho divorato appena mi è arrivato l'altro giorno a casa, non sono ancora riuscito a finirlo. Quindi magari ne riparliamo quando l'ho letto tutto. È appena uscito. Per rispondere alla tua domanda, allora, esiste, allora, le rendite di una singola abbazia sono il risultato di una stratificazione di donazioni che vengono fatte nel corso dei secoli. E quelle rendite, che erano controllate fino a un certo momento dalla commenda, che erano raccolte nella commenda, poi la commenda progressivamente si cerca di eliminarla, ma sono sempre, come dire, queste rendite collegate all'abbazia. Certo è che le più importanti decisioni finanziarie, ovvero sia grandi investimenti come per esempio quello nei cantieri, devono passare dai capitoli generali, la cui conoscenza però, ti ripeto, è condizionata dal fatto che ancora non sono state pubblicate tutte le silloge dei capitoli generali. Perché? Perché l'archivio centrale della congregazione che stava a San Paolo fuori le mura a Roma è bruciato e quindi non esiste più una raccolta unitaria di queste delibere e bisogna andare di volta in volta nei singoli archivi dei monasteri e raccoglierli e fare una silloge generale, cosa che aveva cominciato a fare Tommaso Leccisotti, no? Ora, quindi io fra l'altro, come dicevo, questo controllo centralizzato era formalizzato dall'istituto dei visitadores, le commissioni che dovevano andare a verificare l'effettiva messa in atto di delle delibere. Però a quanto ne so io, non esiste ancora uno studio complessivo su questo aspetto. E quindi non ti so dare un principio generale di interpretazione, anche perché la mia impressione è che progressivamente questa centralizzazione, via via che si sposta il baricentro della congregazione dal nord-est verso il centro Italia, progressivamente diminuisce. Tanto che l'istituto della commenda farà molta fatica a essere eliminato, moltissima. Ti ringrazio moltissimo Gianmario, è già insomma una prima risposta importante, grazie davvero. Io incoraggio gli ultimi che avessero qualche curiosità a porre eventualmente una domanda, se c'è ancora qualche commento, qualche intervento ulteriore. Certo, prego Michela. Ti lasciamo subito la parola. Eccomi. Prego. Eccomi. Allora, aggiungo anch'io tanti complimenti a Gianmario, veramente. Io ho letto il suo saggio pubblicato in Ateneo Veneto sulle ricostruzioni appunto delle fasi precedenti, ma oggi ha fatto un intervento focalizzato su appunto i cantieri quattrocenteschi, le scelte prima di Palladio, veramente molto bello. Grazie molte. Volevo chiedere una cosa, si è parlato appunto adesso dell'aspetto finanziario. San Giorgio aveva moltissime proprietà immobiliari, campagne, fonti di rendita, insomma aveva un suo patrimonio consistente che era anche immobiliare nella città. Studiando la zona marciana ormai nella notte dei tempi, ho studiato le mercerie proprietà di San Giorgio, dono degli Iziani, e anche la piccola corte vicino a Camporusolo, che sono oggetto di investimenti importanti nel 400, a fine 400. E mi chiedevo se c'è un nesso su questo tra le campagne, gli interventi nel monastero e gli investimenti immobiliari, cioè la riqualificazione degli edifici che davano una rendita e che quindi avrebbero fornito il denaro, la sostanza per affrontare tutte queste
diverse fasi anche in contraddizione, come abbiamo visto, con l'azzeramento poi di quanto era stato fatto in precedenza nell'intervento palladiano. Ecco, volevo chiedere a Gianmario come si pongono queste dinamiche. Grazie. Grazie Michele, intanto ne approfitto per ringraziarti anche per l'aiuto che mi hai dato nella preparazione di questo saggio. È stato anche l'esito di un lungo confronto fra me e Michela Gazzi, anche sul posto. Allora, per rispondere alla tua domanda, innanzitutto ti rimando ancora una volta a questo libro che ho visto ne parla di questo aspetto, cioè dell'organizzazione dei finanziamenti dei diversi cantieri. Fra l'altro San Giorgio aveva anche tutta una serie di botteghe e di appartamenti non solo in quel luogo, ma a quanto ho capito sparsi un po' in tutta Venezia naturalmente, e poi aveva le saline, cosa fondamentale per questo, è da qui che parte Oké nella sua disanima. Proprio 2 settimane fa sono andato in Archivio di Stato perché avevo esattamente la stessa domanda. Mi chiedevo, sapete che in questi mesi è difficile avere una consultazione continua in Archivio di Stato, nonostante veramente l'eroico lavoro degli archivisti, del dirigente, quindi è quasi un miracolo che riusciamo a continuare a lavorare in Archivio di Stato. Ci sono, ho letto, ho visto, ho consultato un fondo particolare gestito dal priore del monastero, con cui si pagavano tutti gli interventi fuori dall'isola di San Giorgio Maggiore, tutti gli interventi edilizi. E questo perché era stata pubblicata, mi pare in Cicogna, una notizia di 20 ducati pagati a Pietro Lombardo a fine 400. E ovviamente, visto che Pietro Lombardo lavora a Santa Giustina, Tullio Lombardo lavora a Praglia, ho iniziato un pochino a pormi il dubbio se anche la bottega del Lombardo aveva a che fare con la congregazione di Santa Giustina. Ecco, non sono riuscito, ho trovato questo pagamento, non è specificato per cosa viene pagato, purtroppo, spero di trovare notizie successive, però ho visto questa bellissima serie, che poi ti indicherò se ti interessa, con tutta la contabilità delle spese edilizie che vengono fatte, quel registro di fine 400, nelle case e nelle botteghe appunto in città. E quindi penso di aver capito che erano 2 gestioni separate. Non so bene se erano associate a delle rendite specifiche o se c'era un'unica, mucchio di denaro che poi veniva gestito per le diverse funzioni da diverse figure all'interno del monastero. Io avevo visto appunto i libretti di cantiere, il fornitore di tutte le parti lapide era la bottega di Lombardo. Vedi? Le case di San Giorgio, in merceria di San Giuliano. E appunto mi chiedevo, ma adesso tu l'hai appena detto, se le entrate di questi investimenti, di questi miglioramenti qualitativi delle case che avrebbero consentito rendite migliori, andavano poi a beneficio di questi cantieri, oppure appunto tu hai ipotizzato che addirittura fossero partite diverse. Non lo so, questo ti dico, devo finire di leggere sto libro. Dobbiamo leggerlo, immagino. Va bene, grazie. Grazie. Benissimo, io riprenderei la parola semplicemente per ringraziare ancora una volta Gianmario, ringraziare tutto il gruppo di lavoro di Rive e ringraziare anche tantissimo tutti voi che continuate a seguire questo seminario e quindi in qualche modo ne garantite anche la vita, e soprattutto mi pare che questa sfida, perché non era per niente semplice l'idea di costruire appunto un seminario in cui l'intervento durasse 45 minuti, un'ora e poi si cominciasse a parlare addirittura per un'ora, delle volte anche per un'ora e mezza. Molti colleghi, quando ho prospettato questa strategia, mi hanno in qualche modo esortata ad evitare di immaginare che si potesse intrattenerci
tra noi per così a lungo e soprattutto in queste condizioni che realmente rendono difficile, però penso che siamo tutti quanti così bisognosi di avere uno scambio in questo momento che perfino la piattaforma Zoom si presta a quello che per noi comunque è vitale, che è appunto potersi parlare e poter far crescere le nostre ricerche appunto anche attraverso lo scambio tra di noi. Tutti aspettano tutti una seconda puntata. Gianmario, a quanto pare il fatto che ti sei fermato a Palladio ha in qualche modo creato dei problemi identitari. Non si può parlare di San Giorgio senza parlare di Palladio, quindi toccherà programmare un nuovo seminario. Con molto piacere. Benissimo, io ringrazio ancora davvero Gianmario, ringrazio tutti quanti voi e vi do appuntamento, non scordiamoci il prossimo appuntamento di Rive, al seminario del 18 febbraio in cui avremo il piacere di ascoltare Nicolas Moucheron e Maria Adanc, che presenteranno un intervento intitolato L'entrata di Morosina Morosini nel 1597, il cantiere della corte di Palazzo Ducale nel primo Seicento. Siamo molto ansiosi appunto di ascoltare quelle che sono delle vere e proprie ricerche in corso. Si tratta delle ricerche di dottorato appunto di Nicolas Moucheron e Maria Adanc, quindi certamente nuove, certamente inedite, e vi ringraziamo ancora tutti e vi auguriamo una buonissima serata. Grazie, a presto. Grazie a tutti.